Buona giornata, bentrovati, eccoci ad un altro appuntamento con l'ambito sportivo e parliamo naturalmente di tutto quello che riguarda lo sport a 360 gradi per la nostra regione e soprattutto poi anche per la nostra provincia di Treviso. Per quanto riguarda i nostri canali, canale 95 di Caffè TV 24 per una diffusione sul digitale terrestre, regioni Friuli, Venezia Giulia e Veneto, ma Caffè TV 24 si vede un po' in tutto il nord Italia, Emilia Romagna e Marche comprese. Vi ricordo anche la nostra web tv www.venetoglobe.com perché tutte le interviste, tutti i reportage, tutte le nostre partite, le nostre gare sono naturalmente in modalità on demand su www.venetoglobe.com. Andiamo ad iniziare. Una tragica notizia in apertura riguarda il mondo del calcio e quello della morte del giovane argentino Emiliano Sala che è precipitato a bordo di un velivolo alla cui guida c'era un pilota, pure lui disperso e ancora non trovato come Emiliano Sala. Lasciamo questa tristissima notizia, parliamo di Serie A, spicca il trasferimento di Piatek al Milan, ufficiale da ieri. Ora si attende la questione Icardi per quanto riguarda l'Inter e si guarda poi a Balotelli che per riguadagnare l'azzurro sembra aver deciso il passaggio al Marsiglia. Andiamo in Serie B dove ieri si è giocato Spezia-Venezia 1-1 e ora per Zenga arriva un rinforzo tutto trevigiano. Eccolo qui, si chiama Michele Fornasier, nativo di Vittorio Veneto, classe 1993, con una carriera iniziata alla Fiorentina, poi al Manchester e alla Sampdoria, richiamato da Osti che lo voleva anche all'Atalanta. Prima di finire poi al Pescara dove in questo ultimo periodo ha avuto problemi fisici e ha giocato veramente poco alla corte di Beppi Pillon. Ora cerca il rilancio alla corte di Walter Zenga. Passiamo alla Serie C, nel girone B Rimini-Vicenza terminata 0-0. Per quanto riguarda invece il Pordenone, vittoria del Pordenone 2-1 sulla Virtus Verona e per quanto riguarda il Pordenone c'è da segnalare una collaborazione fattiva stretta in questi giorni con il Barbisano, formazione di prima categoria trevigiana, il cui presidente D'Agostin ha stretto questo patto d'alleanza appunto per quanto riguarda il settore giovanile, il movimento giovanile con il DS Denis Fiorin. In serata ieri sera si è giocata Ravenna-Triestina, si è conclusa con un risultato di parità 2-2. Vediamo le altre categorie per quanto riguarda l'eccellenza, ci sono novità, ieri vi dicevo la novità è stata quella dell'esonero di Sedico, dell'esonero di Bruno Gava, a cui la sconfitta con l'Eclisse Careni Pievigina ha portato veramente male. Un altro esonero avviene nella giornata, è avvenuto nella giornata di ieri ed è stato quello nel campionato di promozione girone D di De Pieri che vedete, tecnico dell'Opitergina fino all'altro giorno, il pareggio casalingo contro la ZTLL Sinistra Piave 2-2 è costata la panchina appunto a De Pieri che al terzo posto in classifica lascia la squadra. Passiamo adesso al basket, lasciamo il calcio, TVB, al Palaverde contro Piacenza c'è stata questa netta vittoria 96-71, la cosa brutta, la botta brutta è stata quella di Tomassini che si è operato ieri al ginocchio nuovamente, i legamenti non tengono, perso un anno di recupero. Tomassini che qui vediamo in una intervista alla nostra emittente in sede di presentazione, Tomassini decisamente sfortunato, dice mi faccio operare di nuovo, si opererà in artroscopia per rientrare al più presto, però dice cambieremo qualche cosa nella preparazione in palestra. Andiamo a parlare di Ponzano adesso perché il Ponzano in A2 femminile sabato sera contro il Sanga Milano ha perso per 63-59 al termine di una gara che in qualche modo poteva anche portarla a casa ad un certo punto del match. Sentiamo le parole, ieri abbiamo sentito il tecnico di casa Filippo Campagnolo, oggi andiamo dall'altra parte della barricata, andiamo sul Sanga Milano, il tecnico è il dottor Pinotti.
Innanzitutto gran complimenti per un Ponzano che non merita assolutamente la classifica che ha. Probabilmente neanche noi dovremmo stare entrambe le squadre un po' più avanti. Oggi abbiamo veramente fatto onore alla pallacanestro femminile. Il time out chiamato alla fine per me era logico, abbiamo perso di 3, stiamo vincendo di 4, io non posso perdere una palla sciocca qua e poi succeda quel che succeda, per me vale doppio, perché non solo andiamo a più 4, ma ribaltando la differenza canestri io ho quasi 2 punti in più come se avessi una vittoria, quindi questa è la spiegazione del finale. Detto questo, è chiaro che noi temevamo molto Vian, Brotto, in realtà poi tutta la squadra ha giocato molto bene. Direi che insomma l'allenatore per essere qua da 2 settimane, voglio dire, ha fatto veramente dei cambiamenti, probabilmente è anche facile cambiare, noi non abbiamo più video da guardare, da scoutizzare, perché sapete che noi guardiamo video da settembre in poi, è chiaro che diventa più difficile per noi, infatti alcuni giochi che avevamo scoutizzato non c'erano più, ce n'erano di nuovi, va bene, ma io direi che tutte le ragazze, sia le nostre che le vostre, un grande applauso perché abbiamo dato l'anima veramente facendo una gran partita sotto il livello agonistico. Livello agonistico e anche sotto il profilo della velocità, voi l'avete messa fin dall'inizio, Paroni questo furetto che era incontenibile. Allora, la nostra arma è la velocità. Riconosco di aver sbagliato l'estate scorsa a fare degli acquisti, a Natale ho fatto una spesa diversa perché noi siamo una squadra veloce, avevo preso delle ottime giocatrici ma che non andavano bene per questo gioco. Adesso con l'arrivo della Spagnola, che è realmente una professionista, pensate che non è neanche allenata, cioè si sta allenando dal 6 di gennaio, quindi da pochissimo, io immagino quando sarà allenata cosa non farà, però ha dato una carica alle ragazze che era quello che ci voleva, noi corriamo e tiriamo come gli slavi qua vicino e se non corriamo è un problema. Campionato? Campionato in questo momento si mette meglio per noi perché dobbiamo cercare di uscire assolutamente da queste peste del fondo classifica, metà fondo. Settimana prossima abbiamo Carugate, io non so che cosa sta facendo Carugate, gioca con Moncalieri, io spero mi perdoneranno gli amici Carugate che perdano, almeno giochiamo a pari settimana prossima e chi vince è fuori almeno dalla zona play out per adesso. Dopodiché il campionato è lungo, io ho detto alle mie ragazze, come credo che sia giusto dire, bisogna affrontare una partita alla volta, non abbiamo grandi programmi, abbiamo che la settimana prossima vogliamo vincere e la settimana dopo vogliamo vincere, naturalmente adattandoci all'avversario e con grandissimo rispetto di tutti gli avversari, perché Ponzano per la posizione che occupa ha mostrato una grande pallacanestro, quindi voglio dire qua può anche perdere chiunque. Questo Franz Pinotti, tecnico del Sanga Milano, e allora dalla A2 femminile di basket passiamo alla 1 femminile di volley, ma ci trasferiamo subito nella Champions perché ieri sera l'Imoco Volley Conegliano era a Lodz in Polonia per la Champions per l'appunto, la squadra di Santarelli e di Kapitan Wolosz, che per la prima volta giocava in Polonia, tra l'altro vicino anche a casa sua, è ritornata prepotentemente alla vittoria per 3-0. Sentiamo il tecnico Santarelli, velocissima la dichiarazione con immagini fornite dalla società. Una bella vittoria, ci tenevamo tanto dopo il passo falso a Sverin, questa non era un campo facile, la prestazione però di squadra è stata molto buona, abbiamo battuto alla grande, loro hanno sofferto un po' la nostra battuta, diciamo che muro difesa potevamo fare un po' meglio ma comunque soddisfatto della prova di squadra e adesso andiamo ancora più fiduciosi per la prossima gara a Novara di campionato. Ecco, questa è la sintesi molto stringata di Lodz, a Lodz appunto di Santarelli e per quanto riguarda invece il campionato ci si rituffa con un match clou che sarà quello contro Novara, si prepara anche la Coppa Italia, 2 e 3 febbraio a Verona, nella Final Four vi dicevo già ieri ci sono questi accoppiamenti, Imoco contro Scandicci e Busto Arsizio contro Novara. Per quanto riguarda il volley, la Champions, adesso per quanto riguarda l'Imoco, bene, la situazione dopo la sconfitta subita alla prima uscita è arrivata questa vittoria che rimette un po' in carreggiata anche in questa competizione la formazione di Santarelli che adesso vedrà il 6 febbraio un incontro casalingo sempre per la Champions. Benetton Rugby per l'appuntamento che ormai diventa importante per la Pro 14, c'è un po' d'amaro in bocca per
per aver perso la fase finale proprio al 77esimo, proprio allo scadere per salire ad andare alla fase finale, vi dicevo, della Challenge Cup, e allora tutto che va sulla Pro 14 con il prossimo incontro che è fuori casa, ma poi arriveranno degli incontri casalinghi che potranno spalancare, e ci auguriamo possano spalancare traguardi prestigiosi per questa Pro 14 della Benetton. C'è la nazionale italiana in mezzo, anche se la nazionale italiana ha dato l'ok alla formazione trevigiana per riprendersi in tempo ben 8 giocatori, da avere una formazione quotata anche da portare nel prossimo incontro. Ne parleremo però alla Ghirada, o meglio a Monigo, nelle prossime ore, con un'intervista che poi domani metteremo in onda. Andiamo a parlare sempre di rugby femminile, per ricordarvi che 4 sono le trevigiane rimaste convocate per la 6 Nazioni al femminile, appunto, che si giocherà a Glasgow, e quindi complimenti alle ragazze di Villorba. Chiudiamo con Migros Asiago, perché in Valpusteria, nella gara di andata delle semifinali, la Migros Supermercato Asiago ha pareggiato 2-2 contro il Valpusteria dopo una partita a gran ritmo che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Giovedì al Lungorienza la Migros Supermercato Asiago Hockey si giocherà l'accesso alle finali nella partita di ritorno. Andiamo all'Odegar di Asiago, perché c'è il capitano Benetti ai nostri microfoni. Con il capitano Federico Benetti finisce 2-2 e ce la giochiamo a Brunico. Tutto sommato penso che il pubblico possa essere soddisfatto. Abbiamo fatto veramente gran bei primi 2 tempi, abbiamo giocato veramente bene. Siamo entrati al terzo tempo che ci abbiamo rimesso un po' con le penalità che ci hanno castigato, vi ho della sincera verità. Sapevamo che dovevamo patinare per poter essere ai loro pari, se non di più. Potevamo fare qualcosa in più, forse anche nel secondo tempo. Però ad ogni modo, vabbè, sapevamo che era una partita difficile, ad ogni modo siamo qui per mettercela tutta, non di certo ci tiriamo indietro, lo sappiamo che i playoff, i piccoli dettagli fanno differenza, di conseguenza bisogna dare a Brunico con la consapevolezza che la squadra c'è, il carattere l'abbiamo dimostrato stasera, e di conseguenza, come sempre, proviamo a fare di tutto per fare il meglio possibile a Brunico. Grazie. Capitan Benetti della Migros Asiago, che si getta nelle 2 manifestazioni importanti adesso per quanto riguarda il futuro. È tutto, ci fermiamo qui, noi ci risentiamo domani, sempre con lo spazio dedicato al mondo dello sport, sulla nostra web tv www.venetoglobe.com e naturalmente sul canale 95 di Caffè TV 24, che trasmette per tutto il nord Italia, Emilia Romagna e Marche comprese. A tutti voi, buona giornata.